Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. E così si passa da Bergamo e si ritorna appunto dalla Lombardia con un punto che è di platino. Atalanta-Cagliari termina 0-0 e grazie ai risultati delle contemporanee concorrenti per la lotta alla salvezza, i rossoblù si portano a più 4, scusate, rispetto alla più 5 rispetto al Parma. A lunga eravamo più 4, quindi col pareggio e la sconfitta concomitante del Parma si va a più 5 rispetto al terzultimo posto. Dicevo appunto di platino proprio perché è arrivato al termine di una gara sicuramente molto sofferta, probabilmente insomma per quello che è stato detto anche in questi giorni, ieri ad esempio, il Cagliari sì, l'ha detto anche Davide Nicola in conferenza stampa nel post partita, avrebbe potuto osare qualcosa in più, però è anche vero che in questo caso bisogna accontentarsi. Arrivavi comunque in casa di una squadra che segna sempre tanto, una delle prime in Italia se non in Europa, una formazione, quella bergamasca, attesa per carità da un impegno psicologicamente molto duro, quello di recuperare il 2-1 patito in Champions League a Bruges, e quindi deve giocare in casa per vincere per forza la gara. Un'Atalanta senza Lookman, con Ederson e De Ketelare e Deron entrati nella ripresa, con giocatori molto importanti che erano a mezzo servizio. Scamacca ha terminato la stagione, Retegui è stato ampiamente annullato dal difensore da Gerrimina. Ecco, secondo me, ed è quello che ho detto anche durante la trasmissione, 45esimo minuto, Nicola aveva proprio preparato quel tipo di partita. Fuori un trequartista, dentro un classico mediano. Quel De Iola, così tanto bistrattato da maggior parte dell'opinione pubblica, ha dimostrato per l'ennesima volta che il giocatore è utile alla causa cagliaritana quando gli si chiede di fare il suo ruolo, ovvero quello di frangifluti davanti alla difesa, di quello di spezzare il ritmo al centrocampo e insomma l'impostazione avversaria, e un po' meno quando si tratta di fare il fantasista, di fare il regista. Il ragazzo si applica, lo sappiamo che non ha i piedi di un trequartista, e quindi quando si trova davanti giocatori di qualità, lui il suo ruolo lo sa fare e lo fa anche molto bene. Quello che invece non mi è piaciuto diciamo così, nella positività comunque di una prestazione importante è la carenza, la mancanza di faccia tosta, cioè di andare a cercare in qualche modo a dar fastidio e a provare a trovare il gol da 3 punti. Ci sono state 2 occasioni, per carità, 2 pseudo occasioni, perché il portiere non ha fatto neanche una parata, Cannesecchi. Però è anche vero che questa è una squadra che, parlo del Cagliari, che secondo me se avesse avuto un po' più di grinta sulle gambe nel secondo tempo, magari di velocità, in questo senso gli ingressi di Coman e di Marin e quello di Pavoletti e neanche quello di Lovumbo sono arrivati troppo tardi, quindi difficilmente capaci di poter incidere nell'economia d'attacco della squadra. Quello che non capisco non è andato bene, è come ha letto la partita Gasperini, perché Gasperini nel momento in cui si apprestava di raccogliere la vittoria è andato a schiantarsi con una difesa ermetica, con 5 giocatori di fatto e 3 mediani davanti alla difesa. Era un po' quello che prevedivamo, il Cagliari che si schiera a specchio, sapendo che l'Atalanta quando attacca fa da quinto a quinto, da una parte all'altra del campo, il Cagliari ha giocato appunto con 5 difensori in linea. Quello che non ho capito è perché il Cagliari abbia, diciamo così, preferito impostare da una parte del campo, ovvero la parte sinistra, e lasciare di fatto gli attacchi a destra, alla nostra destra, all'Atalanta.
probabilmente Augello è in una buona condizione, Felici l'ha visto in condizioni migliori, e quello che abbiamo visto è che le potenziali occasioni del Cagliari sono arrivate tutte da quella parte. Ho risposto anche a chi diceva perché il Cagliari non ha osato di più, io a questo punto ho detto, beh, si poteva osare sicuramente, però il rischio era di prendere comunque un gol, e a quel punto rischiavi davvero di tornare a casa senza neanche quel punto. Accontentiamoci, visto come è andata anche la giornata, vista la sconfitta del Parma in casa con la Roma, beh, arrivare quindi a una partita come quella di domenica sera, e ci arriviamo, contro la Juve, beh, direi che è tanta roba, con un +5. Il Parma è in una buona condizione, è il momento giusto per fare quello strappo che significherebbe salvezza quasi sicura. Si gioca in casa contro la Juve e poi si va a Bologna. 2 match importanti, anche questi delicati, chiave salvezza, però la Juve viene a Cagliari gasata, se vogliamo, dall'1-0 contro l'Inter. Bisognerà capire quante energie poi sprecheranno, perché ricordiamoci che la Juve, prima di giocare con noi alla Unipol Domus, a proposito si gioca domenica in posticipo alle 20:45, dicevo, bisognerà capire quante energie metterà in Champions del ritorno dopo la vittoria per 2-1. Bisognerà anche lì valutare lo stato di salute. Intanto uno dei migliori in campo, l'autore del gol, la vittoria, Feisao, è uscito anzitempo, pare per un problema muscolare. Certo, la settimana è lunga, la panchina della Juve è di tanta qualità, oggi è rimasto fuori Vlahovic, è entrato nel secondo tempo Locatelli, è entrato nel secondo tempo Ildiz, insomma la Juve, lo sappiamo, è una grossissima squadra, e quindi l'intenzione è quella, sicuramente sarà, il leitmotiv sarà esattamente quello che abbiamo visto con l'Atalanta, cioè una squadra che si compatta davanti a Caprile, con l'obiettivo di pungere, l'obiettivo di arrivare in contropiede, a dar fastidio ai bianconeri. È riuscito questa tattica anche a Torino l'andata, è riuscita con le grandi diverse volte, come col Milan, come con la Roma allo 0-0 in casa, come a Milano, sia col Milan, lo stesso. Insomma, ci sono diverse possibilità. Certo è che quando giochi con le grandi squadre non hai tante possibilità di segnare. Ecco, da quel punto di vista devi essere cinico. E questo purtroppo, ahimè, è un leitmotiv del campionato. Difficilmente il Cagliari, per quanto costruisca, riesca a segnare. Però c'è una notizia positiva, perché è la prima volta che il Cagliari esce imbattuto fuori casa, che non subisce un gol, non imbattuto, che non subisce un gol. È un elemento importante perché non era accaduto ancora, e quindi questo è un elemento da non sottovalutare. Soprattutto chiudi il match con il cosiddetto clean sheet contro una squadra che segna, che costruisce e segna davvero tanto. Ecco, io voglio prendere il lato positivo di questa riflessione dicendo che il Cagliari deve ripartire da qui, non può avere paura della Juve, sicuramente sarà da rispettare, ma deve capire che questi sono le famose, come posso dire, le sliding doors. Riuscire a conquistare un risultato positivo, certo, se fossero 3 sarebbe ancora molto meglio, contro la Juventus significherebbe fare un passo quasi decisivo verso la salvezza, secondo me, anche perché dietro continuano a rallentare. Di fatto, fra le concorrenti dirette, solo il Como ha fatto il colpaccio andando a vincere contro la Fiorentina fuori casa, mentre invece addirittura Monza e Lecce si sono annullate 1-0, il Verona ha perso, il Parma ha perso, quindi siamo obiettivamente soddisfatti per quello che sta succedendo a Cagliari e alla diretta concorrenti. Si gioca, ripeto ancora una volta, domenica, posticipo 20:45 all'Unipol Domus, e sicuramente ci sarà il tutto esaurito. Noi ci ritroveremo per quanto riguarda Effetto Serra domani martedì con un caffè con Maria Laura Manca, però per quanto riguarda Cagliari ci ritroviamo giovedì per commentare assieme a voi l'avvicinamento e quindi anche il post Champions League di Juventus, e quindi provare a identificare che tipo di partita ci potrà essere e chi potrà essere
i protagonisti in campo di Cagliari. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Buona serata, ciao.